Uè, fuori aria! Signor arbitro, le ali fuori aria! Le ali, proprio l'ha preso con le ali! Dai, guarda il calcio d'inizio, perché c'è Savic, non me l'aspettavo, ma si lancia subito, fammi vedere. Va bene. 4-3-3, 4-3-3, Neres a sinistra, quindi Olivera lo protegge, fuori KDB, state calmi. Si poi segna McTominay come deve essere, si dice senza... uffa. Male Neres. No, ma io lo proteggerò, perché a sinistra non mi fa impazzire. Questa partita è dedicata al piccolo Riccardo appena nato, un amico bellino appena nato, vai. Certo, ma io vedo questo calcio di punizione e penso se c'era Kevin, vabbè, calma. Bravo, bene Lobo. Olive, su colpo destro 0-0, vabbè. È fallo di Lorenzo, c'ha ragione Lorenzo. Dai, la penna. Milinkovic Savic, che cos'è questo rinvio? Bravo Højlund. Bravissimo Højlund. L'ha fatto! Madonna mia, sul rimpallone. Maro diventava il gollonzo dell'estate. Sì, fa ancora caldo qui a New York, non so perché, quindi è estate. Højlund, che palla che... leggermente lunga. Sta proprio studiando per fare il Lukaku. È inutile che fa. C'ha solo la profondità per fare quel lavoro, Luke. Signori, guardate meglio il calcio, dai. Bless you. Yeah. Bravo Neres. Ecco. Tre di voi. Højlund, McTominay, Politano. Bravo Di Lorenzo. Vai. Vabbè. Chissà. Sì, comunque non è mai fallo di Beuke, ma è la penna. Che facile. Dai. È uscito a farfalle le ali, è uscito a farfalline. Male Savic. La confidenza con i piedi. Oliver, non rischiare. Neres. Ma che significa? Bravo Olivera. Non lo ha toccato, cioè veramente, anche se non lo tocca, la penna sta là vicino. Aiutatemi. Chi si sarà data una ginocchiata in faccia, anche se l'arbitro comunque non chiama niente. Cioè, rendetevi conto. Mamma mia, Lobo, sei uno spettacolo. Busquets. Calcio sul ginocchio. Quanti falli, che brutta partita. Mamma mia. Serve una pazienza di Giobbe. Devi ammonire, basta. Basta, non se ne può più. Mercandalli, non se ne può più. Bello Højlund, ha detto, boh, dammela ancora di più perché è ammonito il mio marcatore. Dai, bravo Højlund. Godo. Dai Di Lorenzo, fatti vedere. Højlund, l'avevi fatto lo scatto, bravo. Olivera proprio era nel vuoto generale. Ecco qua. Aiuto! Ma perché ogni volta dobbiamo prendere un gol di tacco da qualcuno? Olivera. No, è andato proprio dritto su Norton Caffey, dai. Dobbiamo parlare però di Olivera, perché se noi uno lo mette con la convinzione che lui è più difensivo, non ti fa correre rischi, e a quel punto io mi gioco Gutierrez, mi gioco Spinazzola, cioè non è che mi sento protetto, ma manco per niente. E non ho quella spinta che mi può far creare proprio tutti i presupposti per il drammone, l'orario strano prima della sosta. Bravo Politano, vai subito. L'ultima in classifica, non segnano mai. Non mi piace Neres là, mi dispiace. Il controllo del pallone con il piede tutto al contrario, non mi piace. Mamma mia, Politano. Spero che questo serva semplicemente a capire che il 4-1-4-1 non era un problema, se poi la prestazione individuale fa la differenza. Abbiamo fatto un tiro a porta. Bella palla Beuke, ma dai Neres. Bravo. Troppo dietro. Botka a terra. Stato buono. No, ha fatto il gesto dello strappo all'inguine. La maglietta ce la vogliamo portare a casa, quella di Neres. Anchissà. Brutto, forse il più brutto finora, perché tieni la palla, non abbiamo fatto nuti rapport e alla prima occasione ci siamo squagliati noi. Siamo un po' piatti
sarà il modulo, saranno gli interpreti, facciamo trasi quelli che abbiamo di freschezza, perché ci vorrà pazienza. No Gargano, pazienza. Armiamoci, perché ci sarà da combattere. Dai, vediamo di riprendere sta partita perché non esiste proprio, eh. In ritardo là, Neres. Poteva essere tranquillamente ammonito. Maronna santissima. Bravo Dilo, vai. No, Polito. Eccolo! Ah, McTominay. Dai, ci avviciniamo. È una questione di stato di forma, eh. Un altro momento non l'avrebbe svirgolato, avrebbe messo sotto al set. E Wurt Polita! Sì, alla grande! Il discorso degli infortuni va approfondito, eh. Iscrivetevi al canale che vi devo portare un'intervista speciale. Bravo Højlund! Mannaggia! Mo se Neres a destra fa quello che deve fare, impazzisco. Bravo Kevin! Ah, quello è proprio il coso del gioco, il cross di Spinazzola su McTominay, impazzivo completamente. Calma, si sta instradando, calma. Neres ha rischiato, eh? Perché c'era anche un giallo prima, poi il giallo che gli ha dato morbido, e qua ha rischiato. No, mamma mia, meno male che Norton... Mamma mia. Oh my god. Thank you. I have water. If that's... Prendiamo altre soddisfazioni. Vai Spina. Eccolo! Marone, capigliate chi? Anghizza! Che bello! Vedi che poi proprio Spina che mette quel cross. O arriva McTominay, o arriva Anghizza, bene o male. Speriamo che Spinazzola non è fuori gioco. Comunque Vasquez con la gamba altissima prende il pallone, abbiamo capito, ma lo prende in faccia coi tacchetti. Cioè, se questo non è gioco pericolosissimo, non saprei cos'è. Dai. Bravo Frank Spina! Madonna! Occhio di lei, occhio. Bravo anche sa. Non mettere in mano così, piano pallone. Oh, andiamo a fare gol. Ruggito. Vabbè, bravo Højlund, dai, che partita che sta facendo. Ce levano sempre i scarpe. Brutto passaggio, Neres sveglia. E io è cubano, no, Milinkovic, Savic. Gilmour, bella palla per Neres, bella palla. Vai anche sa, ma quanti volevamo toccare? Bravo Neres di Lorenzo, le ali la spilla. L'aveva spillata. Figlio Spina, no. Dimmi come fa a essere fallo questo qua, dimmi come fa. La penna. Bravo Juan. Che ammazza. Bravo anche chissà. Neres stavolta sbilanciato. Calma, c'è ancora tutto il tempo, calma. Si è inserito McTominay, il passaggio è male. Click. Vai Kevin. Mamma mia che palla Kevin. Mamma mia Kevin e Højlund. Mamma mia Kevin e Højlund. Mamma mia Kevin e... No, non ci credo. Non ci voglio credere. Voglio, mamma mia, per quanto? Per un millimetro, per quanto? Che giocata. Da là Kevin, guarda là. Vai Højlund. È bella l'idea, però non è lui il rifinitore. Eccolo! No, il palo no! No, il palo no! Il palo no! Eccolo qua, Don Raffaele! Bravo Spina, dai! Maro col sinistro che... Ma che saga, mamma, Sì! E adesso lo teniamo questo gol! Lo teniamo! Bravo Spina. Il cross di Kevin, un gioiello col sinistro. Bravo McTominay, bravo Anghissà e bravi tutti. Rasmus, che bel centravanti. No, il piccione no, Il Colombo no, Si deve vincere così possiamo parlare delle cose che non ci sono piaciute di Conte con i 3 punti addosso. Ci sono cose discutibili. Mai fallo, mai. La penna è proprio così. Di indole. Fallo di zampa, di ali, di Colombo con le ali. Non è vero, la penna ha visto una cosa banale.
le piume. Sta ancora Neres in campo e Kissler che giocate. Male, male Neres. Ma veramente malissimo. Vorrei avere la calma e la seraficità di Vania. Non ce l'ho. Bravo Neres. Qua stava McTominay. Colombo non ci fa ridere. McTominay 10 km. Vai Neres, vai che sembri il Pocio quando corri così. Bravo. Ina che passa di là con Gutierrez. Si sa, dai. Il cronometro si è stoppato. Non passa più un secondo. Bravo Quancesi. Paramount Plus. Perché si è bloccato? Bravo De Bruyne. Juan Jesus. Ma no, che palle c'era? Perché si blocca Paramount Plus sul cross di Spinazzola? Che significa? Oddio mio. Chissà cosa è successo su quel cross all'84. Uè, fuori aria. Signor arbitro, le ali fuori aria. Le ali, proprio l'ha preso con le ali. Kevin belli. Questa era una bellissima palla se Lucca fosse stato ancora a Højlund. Però bravo, con determinazione. Bravo Lucca. Bravissimo. Bravo Kevin. Scotti, perché stai così a tre quarti? Dovresti non andare in nazionale e riposarti un po'. Hai tato in terra, Luca. Gioca. Bravo Kevin. Mamma mia che hai combinato. Vai Lucca. Continua. Ma no! Là però, da quella distanza, la devi dare a McTominay che stai tutto sbilanciato e McTominay c'ha la faccia alla porta. Kevin è uno di quelli che la può spegnere la palla e addormenti la partita. Mamma mia, come l'ha messa a terra, impazzisco. McTominay no. Non la tiene. Dai, Anghissà. Bravo Anghissà. Bravo De Bruyne, madonna mia. Vai, per il terzo. Bravo Spina. McTominay non ha tenuto un pallone. Spina, bravissimo. Bravo Scott. Bravo Gilmour. Dai, andiamo. Vi ricordo che abbiamo Kevin De Bruyne in squadra. Di conseguenza 1200, 1300, forse anche 1400 like. Non vorrei arrivare a 1926, ma secondo me sì.